Oggi siamo con Aura Muzzo, Piacere. e nazionale azzurra di pallavolo, No, mi sa di no. e tennis, Neanche riprovo a dare un'altra volta. non so, calcio, no, Con la palla sì, però è un po' strana la palla. Gioco a rugby. giochi a rugby. Sì, proprio a rugby. Ma perché adesso le ragazze giocano anche a rugby? Ebbene sì. Sì. Ma, allora ti faccio una confessione, anch'io ho giocato a rugby qualche anno, no? A parte che io giocavo ancora col pallone di pietra, non con queste cose super Bellissimo, hai ergonomiche. visto? Però già per giocare a rugby io ho sempre pensato che bisogna essere un po' pazzi, perché cioè, il primo istinto, se ti arriva un camion addosso, è quello di spostarti. E se ti arrivano 100 kg addosso in velocità, il primo istinto non è quello di buttarsi le gambe, ma è quello di spostarsi. Quindi per giocare a rugby non bisogna essere completamente in bolla, infatti tutti i rugbisti sono un po' strani. Un po' folli, dai. No? Ecco, ma una ragazza? Cioè, cos'è che spinge una ragazza a giocare a rugby? Bah, non so, forse la voglia di mettersi in gioco, sfatare un po' questo mito del rugby è uno sport per maschi, alla fine è uno sport come tanti altri e ci sono entrambe le versioni. Io in realtà mi sono buttata nel mondo del rugby perché ho avuto l'occasione e la fortuna di provarlo alle medie. Poi ho smesso ginnastica artistica, sì, perché sono passata dalla ginnastica artistica al rugby e uno fare uno sport un po' più diverso, femminile. Sì, ecco, sì. E allora finito lì ho deciso, beh, perché no, mi era piaciuto. Primo allenamento sotto la pioggia, io gioco a rugby. È innamorata. Ma cos'è che ti ha appassionato? Non so. Il contatto fisico? Sì. Beh, a me il placcaggio piace. Quanti anni avevi? Allora, questo è il 4º anno che gioco a rugby, adesso a Villorba che è il 2º anno, però ho iniziato a Pordenone per 2 anni, quindi se i conti non sbagliano a 17 anni. Ecco, sì. 4 anni, cioè mi stai dicendo che in 4 anni da Borgomeduna, dal campo da rugby di Borgomeduna, sede del Pordenone Rugby, dove hai iniziato a giocare a rugby, al Millennium Stadium di Cardiff, cioè dove... Perché ricordiamo che la nazionale azzurra di rugby è reduce da una vittoria storica nel 6 Nazioni di quest'anno, del 2018, contro il Galles al Millennium Stadium. Una bella carrierina, insomma, mi sembra. Da iniziare, bisogna andare avanti adesso. In che ruolo giochi? Allora, a Villorba gioco centro, quindi nei 3 quarti, e quando sono andata via con la nazionale mi ha fatto giocare ala. Quindi comunque nei 3 quarti sono... Praticamente sono quelli che corrono, perché ci sono sia nei maschi che nelle femmine quelli grossi che spingono, che spostano il piano, e poi ci sono i 3 quarti che lo suonano, quelli che corrono a fare meta. Questo in estrema sintesi per chi magari non mastica tanto di rugby. Hai sempre giocato in questo ruolo? Sì, praticamente sì, perché comunque come detto prima ho una carriera molto breve, esatto, sì, e per quello che ho giocato di rugby a 15, perché quando ero a Pordenone giocavamo Coppa Italia, quindi quello a 7 su metà campo, anche lì stavo nei 3 quarti, però ovviamente sono ruoli diversi, ma da quando sono a Villorba sempre 3 quarti, sì, e a Villorba sempre centro. E nella vita, a parte il rugby, cosa fai? Studi? Sì, studio scienze motorie a Gemona del Friuli. Quindi vedi lo sport nel tuo futuro anche professionale? Assolutamente sì. E mi auguro un giorno di essere proprio nei campi anche a lavorare e a preparare atleti oltre che a giocare, perché spero di giocare ancora per molto tempo. Nello studio come va? Sei a posto con gli esami? Sì. D'altronde andare in giro con la nazionale, allenarsi, collegiali, ritiri eccetera, e poi anche mettersi sui libri, penso non sia facilissimo. No, non è facile, però come tutte le cose richiedono sacrificio, e quindi siccome è una cosa che mi piace fare e che è parte di me ormai, la faccio più che volentieri e non mi pesa. Basta pensare che anche per allenamento faccio 1 ore e 20 di strada da Gemona a Villorba. Beh, tu immagino che sarai sempre in tutte scarpe da ginnastica, però ogni tanto anche la gonna e il tacco 12. Gonna e tacco 12 io no, ma perché sono io, però molto spesso molte rugbiste passano da... Appunto, volevo chiederti, ma queste rugbiste sono proprio tutte dei maschiacci, come sembrano a vederle giocare? No. Se
No, No? assolutamente. Ci sono molte ragazze che si trasformano, passano da 12 tacchetti a un tacco 12 dopo la doccia, dopo il campo. Bella questa. Sì, ebbene sì, no, giocare a rugby non significa perdere la femminilità, assolutamente. Poi io sono molto sportiva, quindi giro sempre in tuta per comodità. Ah. Ok, teniamola per beh, magari mi inviterai a un terzo tempo, Volentieri, va bene? così potremo vedere questa trasformazione delle rugbiste. Senti, ma i tuoi sogni da atleta? I miei sogni di atleta sono tanti. Beh, diciamo che partendo dalla base, un sogno e anche un obiettivo, diciamo, è continuare a migliorare come giocatrice e anche come atleta, quindi fisicamente nella mia performance, ecco, diciamo che non si è mai arrivati. E poi gli obiettivi magari col club sarà un futuro, magari arrivare alla vittoria di uno scudetto. Il tuo club, che lo ricordiamo, è Villorba Rugby. Villorba. Villorba. Sì, sì. Con la nazionale magari vincere un 6 nazioni. Chi lo sa, magari. quest'anno avete vinto 2 partite, Scozia e Galles, Sì, le ultime 2. è un passino alla volta magari. Sì. Quello che non riescono a fare i maschi, magari Magari potreste, le donne. chi lo sa. Senti, raccontaci un attimo la tua settimana tipo da atleta. Ok, allora Ti la alleni mia- tutti i giorni, penso. Sì. Cerco di allenarmi sempre tutti i giorni, magari Che lascio... per te è un piacere, vero? Per me è un piacere, anzi, se non mi alleno tutti i giorni, dopo... Stai male. Sì, esatto. Ti senti in colpa. Sì, un po' sì anche, però sto proprio male. Però in generale diciamo che mi alleno 3 volte a settimana nel club, quindi a Villorba, la domenica giochiamo, però essendo anche studente universitaria molto tempo mi viene portato via dalle lezioni che frequento, e quindi quando ho dei buchi cerco di riempirli, ovviamente facendo sport, andando magari in palestra o lavorando anche al campo di atletica, semplicemente. E al sabato sera un'uscita con gli amici in discoteca. In discoteca no, magari vado a mangiare la pizza, faccio il pieno di carboidrati per la partita del giorno dopo e poi si riposa. Perché si sa che il vero rugbista fa festa solo alla domenica o comunque dopo la partita, giusto? Nel terzo Sì. tempo, che è il banchetto diciamo ufficiale con le delegazioni, le dirigenze, i capitani, i discorsi ufficiali, eccetera eccetera, e soprattutto nel quarto tempo, cioè quello che segue. Di solito quello che succede nel quarto tempo rimane nel quarto tempo. Assolutamente sì. Ma dimmi, tra le ragazze cosa succede? Perché quello che succede tra i maschi spesso non è raccontabile, diciamo. Spero che magari le ragazze abbiano un po' più di stile. Sì, è raccontabile, balliamo molto. Hai il fidanzato? No. E se fosse sicuramente sarà un rugbista, credo. Magari sì, avremo qualcosa in comune in più, sì. Ma senti, ma il tuo idolo, sportivamente parlando, c'è qualche giocatore del rugby maschile o qualche giocatrice alla quale ti ispiri? Sì, assolutamente sì, ho anche la fortuna di giocarci anche in club insieme ed è Sara Barattin, la mia capitana sia in club che Una bandiera del nazionale. rugby femminile italiano. Lei è proprio il mio idolo, proprio forte. Posso essere sincero? Io Sì. sono un vecchio odioso maschilista e se avessi una figlia non la manderei a giocare a rugby. E tu magari vorresti invece fare un appello per invitare altre bambine a... Assolutamente sì, ragazze venite tutte, bambine venite perché è proprio bello. Una volta che iniziate a giocare con questa palla non volete più smettere, ve lo assicuro. Ma perché? Cosa c'è di tanto... C'è il placcaggio, c'è il sostegno, c'è la corsa, c'è tutto, c'è la squadra, è proprio bello e c'è anche tanta logica tra l'altro perché è uno sport molto logico secondo me. E dal campo da rugby di Pordenone, qui nel quartiere di Borgo Meduna, è tutto. Ciao! Ciao!